Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in questi giorni abbiamo assistito a un paradosso geografico, geopolitico, valoriale. Mi riferisco al fatto che l'uccisione del capo di Hezbollah Nasrallah, ovvero del leader di un gruppo terrorista che è stato voluto, fondato, finanziato dagli ayatollah iraniani, con la missione anzitutto di farla finita con l'entità sionista e che nei decenni si è reso protagonista di attentati, dirottamenti, azioni violente contro gli ebrei e non solo all'estero, cioè il capo del partito di Dio, gruppo terrorista islamista. Ebbene, la sua uccisione da parte di Israele è stata festeggiata più in Medio Oriente che in Occidente. Come dire, un cortocircuito culturale definitivo, perché noi abbiamo visto non solo delle scene di giubilo in alcuni paesi islamici sunniti, spiegabili con la classica contrapposizione diciamo storica tra sunniti e sciiti, che poi è contrapposizione oggi geopolitica tra Arabia Saudita e Iran. Ma noi abbiamo visto soprattutto, e dovremmo imparare da loro, dovremmo proprio chinare il capo davanti alla loro lezione. Noi abbiamo visto festeggiamenti da parte di oppositori iraniani, di iraniani che non ne possono più del giogo islamista e totalitario degli ayatollah, soprattutto di giovani iraniani. Ed è una lezione straordinaria, perché da noi in Europa, in Occidente, in Italia, invece spesso è andato in scena al contrario. Cioè, c'è chi ha storto il naso per questa operazione di Israele, che ha il vizio di difendersi, difendendo se stesso, anche presidiare la trincea occidentale. C'è chi, come Joseph Borrell, che è stato l'alto inviato di politica estera uscente dell'Unione Europea, che si dispiace perché nessuno riesce a fermare Netanyahu. Cioè, è proprio dispiaciuto, non perché non si sia ancora messa la piovra terrorista manovrata da Teheran in condizioni totali di non nuocere. No, a Borrell spiace molto che nessuno riesca a fermare Netanyahu, ma anche a casa nostra abbiamo assistito a dichiarazioni, come dire, non certo empatiche con l'azione appena fatta, con l'eliminazione di questa belva sanguinaria che era Nasrallah. Prendiamo per esempio Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo. Israele ha deciso, lo dobbiamo dire con forza, di distruggere qualsiasi principio di legalità internazionale, di diritto internazionale umanitario, che è una cosa a cui teneva molto Nasrallah, il diritto internazionale umanitario, ma al di là delle battute, tragica la considerazione di Conte, cioè uno che comunque guida ancora un simulacro di partito che ha no, circa il 10% nei sondaggi del consenso degli italiani, e ci dice che è Israele che straccia la legalità internazionale. Cioè, non era Hezbollah un gruppo paramilitare terrorista, strumento di una potenza straniera totalitaria che ogni giorno metteva nel mirino i civili israeliani? No, no, il problema è Israele. Ma ci sono anche stati, tutti in questi giorni, sono stati veramente istruttivi, perché la fauna degli intello, dei talk show, dei cosiddetti esperti, hanno fatto a gara a dipingere Hezbollah quasi come una onlus benefica, no? Per cui si sottolineava che c'è una componente di stato sociale che retta da Hezbollah, no? Che Hezbollah fa dei servizi alla popolazione, che addirittura si è sentito che Hezbollah si occupa di disabili, in TV è stato detto anche questo. Sì, Hezbollah coltiva il consenso anche con azioni del genere, ma cos'è Hezbollah? Un gruppo terrorista, protagonista di atti terroristi, ed era una delle parti più attive nella guerra all'ebreo in quanto ebreo, che dal 7 ottobre gli ayatollah hanno deciso di lanciare definitivamente, e che per fortuna stanno perdendo, e probabilmente stanno perdendo anche perché ci sono questi straordinari giovani iraniani che sono scesi in piazza a festeggiare la morte di Nasrallah, rischiando la vita sostanzialmente, perché se fai una cosa del genere in Iran rischi la vita, e ringraziando espressamente Israele. Sono apparse scritte grazie a Israele sui muri di Teheran, sono apparsi filmati
di donne iraniane coraggiosissime che brindano alla morte di Nasrallah. Allora io vi voglio leggere solo tra i tanti un post di un'attivista, di un'oppositrice attivista per i diritti umani in Iran. Lì sì che sono violati, caro Conte, i diritti umani in Iran. Lei si chiama Yarda Bestani e su X ha scritto questo post. Lo ha proprio ha taggato proprio il premier Netanyahu, dicendo: caro premier Netanyahu, io e milioni di altri iraniani siamo davvero grati per esserci liberati di Nasrallah e stiamo festeggiando. Per decenni Hezbollah si è nutrito della ricchezza rubata a noi iraniani come un parassita. Israele ha messo un sorriso sui volti di milioni di iraniani. E sì, perché poi c'è questa componente per cui gli ayatollah dedicano i numerosi proventi della vendita del petrolio a finanziare la loro rete terrorista, a finanziare il loro esercito terrorista antisemita che manovrano, che ha appunto la missione di farla finita con Israele. A quello dedicano i soldi derivanti dal petrolio piuttosto che al benessere degli iraniani. E questa oppositrice è la nostra coscienza, ci ricorda cosa dovremmo essere e non siamo più, ci dà una lezione straordinaria nel cuore dell'Iran totalitario, rischiando la vita. Lei dice: Israele ha messo un sorriso sui volti di milioni di iraniani. Ecco, dovremmo proprio imparare da queste persone, ricordarci quanto noi siamo fortunati a essere in Occidente, ricordarci anche di chi sta mantenendo la trincea anche per noi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.